Buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito. Legambiente Sardegna ha risposto in maniera molto così coinvolta e convinta, perché tutte le occasioni in cui possiamo ragionare serenamente, metterci, confrontarci con temi importanti per la nostra isola sono per noi gradite e utili, ecco, proficue. Io rappresento Legambiente Sardegna che, per chi non la conoscesse, è un'associazione di volontari, quindi un'organizzazione fatta di cittadine e di cittadini che sul proprio territorio dedicano del tempo alle questioni ambientali principalmente, ma della sostenibilità più in generale. Lo fa con i circoli locali, comunali prevalentemente, con i centri di educazione ambientale e con un coordinamento giovani che purtroppo oggi non ha potuto essere qui presente con i suoi rappresentanti, che fa un po' da tramite tra quelli della mia generazione, i volontari della mia generazione e la vostra, portando dentro l'associazione istanze, aspettative giovanili e cercando di portare l'associazione a uscire all'esterno con argomenti, linguaggi, iniziative che siano invece di interesse, di risposta appunto a queste istanze e aspettative. Il tema lo ha presentato il moderatore. Avrò 10 minuti, saranno 10 minuti di premessa, di introduzione di alcuni temi che ci stanno a cuore e che poi saranno sicuramente toccati dagli altri relatori. Noi come Legambiente cerchiamo sempre di fare un focus iniziale su quali sono le condizioni che ci portano a ragionare di transizione e a metterla appunto a confronto con processi speculativi. Avete qui una rappresentazione abbastanza, come dire, immediata. Negli ultimi 50 anni abbiamo cambiato molto il nostro modo di vivere, le tecnologie che ci accompagnano nel quotidiano hanno subito un'evoluzione straordinaria, abbiamo invece qualcosa che rimane lì fermo nel tempo, di quasi anacronistico, io direi insomma un po' preistoria, i cumuli di carbone, che questi in questo caso sono quelli di Portovesme, una delle 2 centrali a carbone ancora funzionanti in Sardegna, delle 7 che funzionano in Italia, carbone che viene polacco oggi, quindi che arriva via mare, viene accumulato, stoccato in attesa di essere bruciato. Ecco, l'energia con cui caricate i vostri cellulari è prevalentemente energia che produciamo in Sardegna bruciando carbone. Abbiamo delle ricadute ovviamente, è un modello che è anacronistico, è vecchio e ha degli impatti pesanti su di noi, sulla nostra salute e sulla salute del pianeta. Innanzitutto ogni sardo, per quanto non consumi tutta l'energia che è prodotta in Sardegna, che è prodotta col carbone, si intesta a livello nazionale una quota di CO2 equivalente più alta, quasi doppia di quella di ogni cittadino italiano. Abbiamo un pesante inquinamento atmosferico. Questo modello vecchio di produzione dell'energia, il modello industriale che è collegato a questo, produce immette in atmosfera inquinanti che non sono soltanto rilevabili puntualmente, anche se diversi anni fa a Porto Scuso, dove è presente una delle 2 centrali, il sindaco ha vietato il consumo di prodotti di orto e frutti prodotti appunto lì localmente. Abbiamo ovviamente una dipendenza energetica. Per produrre da carbone, il carbone di oggi, dicevo, arriva dalla Polonia, è il carbone di qualità, ma comunque ci lega a mercati e ci lega a aree del pianeta dove spesso è messa in discussione insomma, l'etica, talvolta anche la democrazia. La CO2 e tutto quello tutte le alterazioni che noi produciamo con questo modello energetico hanno sicuramente degli impatti dal punto di vista del clima. Il cambiamento climatico è in corso. L'anno scorso lo abbiamo toccato con mano, cioè noi sentiamo tanto parlare di paesaggio sotto attacco ad opera delle trasformazioni degli impianti rinnovabili, sicuramente, mettiamola così, sicuramente sotto attacco ad opera della crisi climatica. L'anno scorso abbiamo visto gli invasi che si sono prosciugati, cambiano i paesaggi, ma cambiano anche le economie. L'acqua è fondamentale per l'agricoltura, come è fondamentale però per il sistema turistico. L'anno scorso i paesi della costa della Baronia, la zona di Posada, di Siniscola, ma non solo, sono andati in crisi a competere per l'uso dell'acqua con altre funzioni per cui l'acqua è indispensabile. Stanno cambiando i nostri paesaggi, i boschi hanno cambiato colore, qualcosa si è ripreso, qualcosa no, diverse aree manifestano ancora quegli imbrunimenti, quei disseccamenti che si sono verificati proprio per un'anomalia idrica, non piove e ci sono temperature elevate.
Questo è Oristano, il vostro territorio. Non lo dice Legambiente, lo dice l'Enea. Entro il 2100 il Mediterraneo, nelle ipotesi più cautelative, salirà di circa 1 metro. Questo vuol dire che andranno sott'acqua delle aree che oggi sono emerse. Questa è la simulazione di Oristano, trovate in rete la simulazione di Cagliari, è una mappa di tutte le aree nazionali italiane che soffriranno di questo fenomeno e che si devono attrezzare di conseguenza. Ci tocca cambiare modello, scritto ci tocca, ci conviene, ci compete, ci tocca, siamo un po' costretti a farlo, o così o insomma andiamo peggiorando. Ci conviene perché in realtà avremo delle ricadute positive anche in termini semplicemente di salute, di qualità della vita. Ci compete perché è una nostra responsabilità. Un argomento che si sente spesso dire è ma la Sardegna è piccola, consuma e produce poco in termini di CO2, ma allora è piccola l'Italia, è piccola l'Europa se la confrontiamo con altre aree del pianeta. La risposta è che il pianeta è piccolo e che dipende da ognuno di noi e quindi ci compete perché non possiamo nasconderci dietro un dito e siccome il nostro contributo è minimo, delegare ad altre aree del pianeta la soluzione. Iniziamo da quello che possiamo fare. Cambiare modello, quindi modello di produzione di energia. Quanto dobbiamo mettere in gioco di noi stessi, del nostro territorio in particolare? Perché una cosa è certa, se una centrale a carbone è piccola e puntuale, gli impianti di produzione da rinnovabili sono ingombranti e sono tanti perché hanno una bassa intensità. Lo dice l'università, sempre non lo dice Legambiente, che si fa portavoce di chi studia e tira fuori i numeri. Dovremmo mettere in gioco un 1%, massimo un 1% del territorio. È un ordine di grandezza comunque piccolo, se ci pensate, sarà impattante localmente. Ed è per questo che dobbiamo ragionare non solo su quanto territorio, ma anche su quale territorio. In questo momento la Sardegna ha una legge sulle aree idonee, di cui sicuramente avete sentito parlare anche voi, che dice ad esempio meglio dove il territorio è già degradato, meglio vicino alle infrastrutture, meglio dove ci sono zone industriali o aree tipo le cave dismesse. Quello che diciamo noi è: sarà il territorio giusto? Ma davvero non possiamo ragionare su una relazione nuova che certo dobbiamo immaginare culturalmente, anche tra aree che sono integre e impianti che sicuramente le modificano, come però il paesaggio viene modificato quotidianamente. Se vi chiedessi di dirmi delle grandi infrastrutture della vostra zona che hanno modificato il paesaggio, io sono sicura che avreste un elenco. Un centro commerciale, un viadotto, un traliccio, una strada, una rotonda, chi più chi meno. Il paesaggio cambia. Nel momento in cui noi riteniamo un'infrastruttura necessaria, in realtà siamo disposti a un compromesso ed è su quel compromesso che dobbiamo ragionare, perché abbiamo a cuore l'economia, l'ambiente, il mantenimento della nostra identità, ma anche dobbiamo intraprendere questo processo di cambiamento che ci porti dalle fossili alle rinnovabili. Questo non vuol dire che dobbiamo accettare qualsiasi cosa ci arrivi. Sicuramente sapete, no? Sono state le imprese, perché poi è un'operazione commerciale la transizione, non dobbiamo negarlo. Le imprese hanno presentato tanti progetti per una produzione, per una potenza che è superiore a quella necessaria. Allora, tra le cose che ci competono, non è soltanto prenderci la responsabilità, è anche scegliere quali progetti, perché il territorio lo viviamo noi e giustamente abbiamo il diritto di governarlo e di stabilire le regole. Allora, quello che dobbiamo fare è avere un approccio sereno, come ce l'abbiamo per altre infrastrutture, esaminare i progetti, valutarli rispetto alle implicazioni che hanno sui territori, scartare quelli sbagliati e accettare quelli giusti. E se leggete i giornali quotidiani, in realtà è quotidiana la bocciatura di progetti a livello regionale o a livello ministeriale. Onestamente sono più le bocciature che i progetti che passano. Vuol dire che lo sappiamo fare e lo possiamo fare. Ripeto, con la stessa serenità con cui abbiamo affrontato altre infrastrutture. Chiudo così, questa è la Basilica di Saccargia, che è un patrimonio identitario per quanto anche la basilica stessa si sia tanto trasformata nel tempo. In fondo la pala, la turbina, l'aerogeneratore del progetto che interessa quel territorio, che non è a Saccargia ma è a 5 km da Saccargia,
accanto un orribile palo della luce che sicuramente è più facile da smontare di un aerogeneratore, ma che con assoluta leggerezza abbiamo messo a competere con un bellissimo campanile e che spero in fretta decideremo di smontare. Vi saluto, vi ringrazio, c'è un'ultima diapositiva con i nostri contatti e la presentazione ovviamente è a disposizione di chi vuole. Approfondiremo sicuramente con le vostre domande dopo. Grazie. Allora, io inizierei a dare qualche dato, pochi per la verità, però significativi. Il consumo di suolo. Il consumo di suolo è un problema, come dire, non molto evidente, ma veramente importante e fondamentale. Vi do alcuni dati che ho preso dall'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un ente pubblico quindi, che ci dà come dati per l'ultimo anno 64,4 km quadrati. Nell'ultimo anno sono stati consumati come suolo. Consumo di suolo si intende strade, fabbricati, costruzioni, zone industriali. Ho trasformato questa cifra per renderla più comprensibile. Questi 64,4 sono al netto dei suoli ripristinati. Cioè, la cifra è più alta, per una parte dei suoli sono stati ripristinati. Quindi il saldo negativo è 64,4 km quadrati, che corrispondono a 17,6 ettari al giorno, 2 metri quadrati al secondo, quindi una superficie quanto questo tavolo va via come consumo di suolo al secondo. Per darvi un'idea della superficie, 17,6 ettari sono 24,6 campi di calcio. Quindi ogni giorno una superficie pari a 24 campi di calcio, un campo di calcio bene o male ce l'avete tutti in mente, scompaiono e non sono più utilizzabili per la coltivazione e quindi per la produzione di cibo. E questo dato si conferma al di sopra della media dell'ultimo decennio, ok? Quindi è un dato che costantemente va avanti da decenni. Vi voglio far ragionare sul fatto che la terra coltivabile non è infinita. La terra per i 3/4 è costituita di mare, quindi non si può coltivare, per cui se togliamo i mari, i laghi, le città, le strade, le zone industriali, i deserti, le zone rocciose, rimane davvero pochissima superficie di suolo coltivabile per produrre cibo per ben 7 miliardi di persone, che si avviano a breve a diventare 9 miliardi. Col ritmo a cui stiamo consumando il suolo nell'ultimo secolo, oggi io voglio dirvi che non dovremmo consumarne neanche un ettaro in più. E fra l'altro le stesse indicazioni dell'UE per lo sviluppo delle energie rinnovabili dicono esattamente questo, che dovrebbero essere portate avanti senza consumo di suolo. I pannelli fotovoltaici a terra, compresa anche la versione agrivoltaica, no? Sapete che c'è la versione di quelli direttamente a terra e quelli inseriti in un'attività agricola. Entrambe le versioni hanno fondazioni invasive sul suolo e richiedono notevoli movimenti di terra per spianare i siti di appoggio e liberarli dalla vegetazione esistente. Tutti questi movimenti di terra influiscono facilmente sulla parte superficiale del suolo, che è la parte più fertile del suolo. Sappiate che nel suolo la parte più fertile sono i primi 15-20 cm, che da un movimento di terra anche semplicissimo vengono ovviamente scombussolati da queste attività. Oltre alla rete dei cavidotti sotterranei e altri problemi poi che ci sono, che però qua non ho tempo di spiegare bene, magari lo approfondiremo dopo. Quindi anche nell'agrivoltaico, anche se si lasciano spazio alle coltivazioni, comunque consumano molto suolo. E quindi noi siamo contrari anche all'agrivoltaico. Il suolo deve essere lasciato libero per la coltivazione di cibo. E anche se la produzione non è attiva adesso, cioè anche se quei terreni non sono coltivati adesso, devono restare liberi, perché ad esempio in un futuro i miei alunni, io insegno in una scuola agraria, i miei alunni auspico che da grande, almeno in gran parte, diventino agricoltori, quindi quei suoli, anche se non sono adesso coltivati, che è una delle motivazioni che viene addotta per il loro utilizzo, devono rimanere liberi perché i futuri agricoltori li possano coltivare per farci cibo. Vogliamo poter decidere in futuro quale cibo produrre e quindi quale cibo mangiare, ma se non abbiamo le terre per farlo, sarà parecchio difficile.
La sovranità alimentare è fondamentale per la Sardegna, come per tutti i popoli. Un popolo che non si produce buona parte del proprio cibo è un popolo finito. E in Sardegna produciamo solamente il 20% di quello che mangiamo. Si parla spesso di sovranità energetica, ma mai di quella alimentare, che rimane nascosta. Questo perché vogliono sviarvi, soprattutto voi giovani, da un problema basilare, di cui magari non vi rendete ben conto, perché la spesa a casa la fanno i vostri genitori e quindi è anche normale che è un problema che abbiate meno presente. Il messaggio neanche tanto velato è che l'agricoltura non conviene più, lasciatela perdere, al vostro cibo ci pensiamo noi a produrlo. Ecco quindi il cibo spazzatura, gli allevamenti super intensivi, la carne artificiale, la farina di insetti. Tutto il cibo, attenzione a questi dati che vi do adesso che sono abbastanza preoccupanti, tutto il cibo distribuito in tutto il mondo è controllato da sole 10 multinazionali. Lo ripeto, tutto quello che c'è nei market, nelle botteghe, nei supermarket, nei centri commerciali si fa ricadere su 10 multinazionali mondiali. Questa è la situazione del cibo adesso. Covid e guerre hanno dimostrato l'estrema fragilità dell'attuale sistema di distribuzione del cibo, che è andato in grossissima crisi durante la pandemia e anche durante le guerre. Chiedete ai vostri genitori quanto sono aumentati i prezzi in questi ultimi anni, in questi ultimi 2 anni. E ancora col dato che vi ho detto prima, in Sardegna produciamo solo il 20% del cibo che mangiamo. Quindi pensate a questi dati e pensate a quanto dobbiamo tutelare il suolo per coltivare il cibo. Chi è favorevole a quello che sta succedendo in Sardegna sostiene che dobbiamo assolutamente ridurre la CO2 emessa, l'ho detto anche prima la relatrice che mi ha anticipato. Bene, anche noi siamo d'accordo che dobbiamo ridurre la CO2, però facciamo delle proposte alternative. Oltre alle solite che come movimento ripetiamo sempre, come appunto l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole, degli edifici pubblici, dei centri commerciali o nelle strade o sulle superfici già compromesse come le zone industriali, le cave, le discariche, una migliore gestione dell'idroelettrico che fra l'altro ci servirebbe anche per gestire il problema della siccità in Sardegna e poi le comunità energetiche rinnovabili. Oltre a queste, che ripetiamo ormai da anni, io ne propongo altre. Propongo di darci ferrovie decenti in tutta la Sardegna, ma soprattutto nel centro Sardegna, che siamo l'unica provincia d'Italia a non avere treni. Così usiamo meno le auto e produciamo meno CO2. Blocchiamo l'uso dei jet privati e degli yacht di lusso che emettono a manetta CO2 che sono ben meno importanti del resto. Dobbiamo essere noi poveracci che dobbiamo risolvere il problema della CO2 con la terra agricola per il cibo e il paesaggio, che sono le ultime cose che ancora non ci hanno rubato, che non ci hanno preso. Il paesaggio, voglio farvi riflettere, non serve solo per attirare i turisti. Il paesaggio è un bene comune per milioni di persone che senza bisogno di soldi si possono fare una passeggiata in una bella campagna con una vista rilassante per risolvere una giornata triste o per farla diventare allegra. Quindi il paesaggio è un bene molto più importante di quello che ci si vuole far credere. E quindi facciamola questa transizione energetica, va bene, ma decidiamola assieme, democraticamente. Coinvolgete il popolo che abita in questa terra, in questa transizione energetica e non imponetecela dall'alto solo come conviene a voi. Se il nostro fantastico paesaggio agricolo e naturale diventerà uno squallido paesaggio industriale, non potremo mai più tornare indietro. E questa è la cosa con cui voglio concludere. Ragioniamo sul fatto che se il nostro bellissimo paesaggio agricolo e naturale che abbiamo in Sardegna viene trasformato in paesaggio industriale, poi non si può più tornare indietro. E quindi dobbiamo ragionare bene su quello che facciamo, perché poi non potremo più tornare indietro. Quindi facciamola questa transizione, però considerateci un pochettino di più, anzi molto di più. Vi ringrazio. Va bene, buongiorno. Allora io mi presento, sono Enrico Piano, faccio parte del consiglio direttivo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari e sono qui anche in rappresentanza della Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna, che per chi non lo sapesse racchiude
diciamo, tutte le professioni tecniche che operano in Sardegna, quindi periti, visto che qui siamo in un istituto tecnico, ingegneri, architetti, geometri, agronomi e così via. Quindi tutta la rete di professioni tecniche. Perché dico questo? Perché volevo partire da questo documento che vedete, che è un documento scaricabile dal sito dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari. È un documento che è stato redatto l'anno scorso, presentato a dicembre dell'anno scorso dalla rete delle professioni tecniche, che parla del tema dell'energia in Sardegna. Un documento che ha visto il contributo di diverse decine di tecnici, che fa un po' il punto sulla situazione dell'energia in Sardegna. Su questo, perché è stato fatto questo? Fondamentalmente perché a fronte di un dibattito pubblico che spesso purtroppo vede anche delle notizie non propriamente corrette dal punto di vista tecnico, si è sentita l'esigenza di dare con dati oggettivi la situazione effettiva dell'energia in Sardegna. Infatti in questo, giusto per fugare anche il dubbio che qualcuno ha che tra di noi, visto che ci siamo presentati come favorevoli o contrari alla transizione energetica tout court, devo dire che la presentazione precedente onestamente mi ha visto d'accordo su molte delle cose che sono state dette. Devo dire anche qualcuna non esattamente, però la stragrande maggioranza di ciò che è stato detto prima mi vede assolutamente d'accordo e ci vede assolutamente d'accordo. Io parto da un dato che c'è presente in questo documento. Adesso scusatemi, ma scorro un po' velocemente e vediamo di arrivare a uno dei punti che sono più discussi e che fa vedere intuitivamente che la Sardegna sarebbe una terra di conquista. Allora, questo grafico, questa pagina, è estratta dal sito di Terna, che è l'ente gestore della rete elettrica nazionale, e che fa vedere quante richieste di autorizzazione ci sono in Sardegna per le fonti energetiche rinnovabili, intese come solare, fotovoltaico, eolico a terra, eolico inshore cosiddetto, e eolico onshore, quindi scusate, offshore, quindi fuori in mare, diciamo. Allora, vedendo questo dato, qui si vede 53,61 gigawatt di potenza. Ora, per chi non è del mestiere, ovviamente questo è un numero che dice ben poco, però questo è un numero che è effettivamente molto preoccupante. Vi dico altri dati che sono riportati sempre nel documento, adesso non sto a scorrere altrimenti ci viene la nausea. La Sardegna attualmente ha un sistema di produzione di energia elettrica tra centrali termoelettriche, eolico, fotovoltaico, idroelettrico e biomassa, perché c'è anche un po' di biomassa, che all'incirca ha una potenza di 4 gigawatt e mezzo. Qui vedete richieste di connessione per 53 gigawatt, cioè 12 volte in più, anzi di più, 13 volte in più. Questo effettivamente è una fotografia, sembrerebbe la colonizzazione della Sardegna da parte dei grandi operatori energetici che vogliono installare impianti a energie rinnovabili per mera speculazione. E in effetti in gran parte lo è. Però c'è da dire una cosa, queste richieste di connessione, per l'iter burocratico che c'è alle spalle, non possono essere rigettate da Terna. Nel senso che la legge prevede che un soggetto possa presentare una richiesta di connessione e se tecnicamente si potrebbe potenzialmente installare quell'impianto, Terna dice benissimo, io ti dico che tu la puoi presentare e emana un documento che in pratica dà le direzioni tecniche per realizzare quell'impianto, dove c'è anche scritto, vada bene che se tu mi richiedi di installare un impianto, dico una cosa folle, ma che tanto folle non è, visto che per esempio nel Golfo di Taranto, in Puglia, c'è una richiesta di connessione che probabilmente andrà avanti, quella sì, per 1 gigawatt di eolico in mare,
Quella richiesta di connessione prevede per chi l'ha proposta il pagamento per potersi connettere alla rete di svariate decine di milioni di euro. Questo perché? Perché devo rifare la rete, tenete presente che in quel caso si deve rifare la rete fino a Benevento, perché la rete non sarebbe in grado di reggere tutta questa potenza. Questo per dire cosa? Che nella realtà queste richieste, la stragrande maggioranza di queste richieste, non potranno essere accolte, perché in fase successiva dell'iter procedurale non possono, verranno cassate. Così come effettivamente sta già succedendo, perché questo dato di 53,61 gigawatt è di ottobre 2024. Se oggi andate a vedere questo dato, nello stesso identico sito, sono diventati 52,17, quindi già 1,5 gigawatt è stato bocciato al Ministero dell'Ambiente. Per evidenti problemi paesaggistici, logistici, tecnici. Un problema che non si affronta è anche il fatto che la rete elettrica sarda oggi è in grave difficoltà, non è una rete adeguata a sopportare certe potenze, quindi queste potenze qua sicuramente non verranno installate. Detto questo, oggi qual è la situazione in Sardegna? La situazione in Sardegna, qui scusatemi, torno un po' più su, vi faccio vedere un altro grafico. La situazione in Sardegna è di esattamente il 73% della produzione di energia elettrica, ci arrivo, siamo qua, 73% di produzione di energia elettrica legata al termoelettrico. Eccolo qua, questo è il grafico. Cioè, noi attualmente produciamo energia elettrica per il 73% da fonti che utilizzano combustibili fossili. Solo il restante 26 e qualcosa è prodotto da fonti rinnovabili, suddiviso prevalentemente tra eolico e fotovoltaico, più fotovoltaico che eolico, e una piccola parte piccola in proporzione, è idroelettrico, circa il 9% idroelettrico. Questo 73% oggi sono le centrali a carbone di Fiumessanto e di Portovesme e una quota non indifferente dal sistema di gassificazione della Saras, della raffineria, dove in pratica il residuo di lavorazione della raffineria, quindi una volta che il petrolio gli è stato estratto, gas, benzina, gasolio, olio combustibile, eccetera, 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 si ha un residuo. Questo residuo viene bruciato e tramite la combustione di questo residuo si produce energia elettrica e se ne produce tanta perché quel sistema riesce a produrre 550 megawatt di energia elettrica, che in potenza è tanta roba. Quindi la questione è questa: nell'ambito della transizione energetica, se noi vogliamo evitare di continuare a produrre energia prevalentemente dalle centrali a carbone, perché sul discorso raffineria adesso non entro nel merito perché sarebbe un po' più complicato, perché chiudere il gassificatore vorrebbe dire chiudere la raffineria, e capisco che per molti sarebbe auspicabile, ma non è proprio così semplice. Le centrali a carbone però devono essere chiuse, ok? Tenete presente anche banalmente un dato: prima si diceva che a Porto Scuso non si possono, c'era stato un provvedimento per cui non si possono utilizzare i prodotti coltivati lì, ma considerate anche che, caso strano, in Sardegna, visto che c'è si vanno a censire l'incidenza dei tumori in Sardegna in tutti i comuni, casualmente il comune di Porto Torres e il comune di Porto Scuso non hanno questi dati, non sono pubblici. Questo ci dovrebbe far riflettere. Detto questo, se noi dobbiamo spegnere le centrali a carbone prima possibile, non abbiamo alternative, nel senso, o ci produciamo noi l'energia o comunque dovremmo importarla in qualche maniera. Importarla vuol dire già oggi spegnere le centrali non è possibile se non si attivasse il Tyrrhenian Link, che è un cavo che collega la Sardegna alla Sicilia e alla Campania per 1 gigawatt di potenza.
Senza quel cavo, noi, spegnendo le centrali a carbone, saremo soggetti a continui blackout. Ma continui vuol dire ogni giorno decine e decine di blackout, vuol dire che non potremo più vivere come noi siamo abituati a vivere. Detto questo, qual è la trasformazione, la transizione energetica verso cui auspichiamo si debba andare? Entra nel solco di quello che è stato detto prima. Dobbiamo cercare di riprenderci anche la nostra sovranità energetica. Dobbiamo cercare di autoprodurci l'energia elettrica. Per cui ben vengano le proposte di realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture, nelle zone industriali, la realizzazione di altri impianti a energie rinnovabili nelle zone degradate. Però, ad esempio, vi do già un dato, la zona industriale di Macchiareddu, che è la più grande che c'è in Sardegna, è già arrivata a livello di saturazione per fonti rinnovabili, perché lì ci sono più di 800 megawatt già installati tra fotovoltaico ed eolico e non se ne può installare di più. Quindi bisogna trovare altre zone. Questo chiaramente deve essere un processo che deve essere condiviso con le comunità, soprattutto perché una delle possibili alternative, che però non è risolutiva, ma è una piccola porzione che però può aiutare tanto, sono le comunità energetiche rinnovabili. E le comunità energetiche rinnovabili sono un'ottima opportunità, soprattutto per le comunità locali, dove, perché il sistema anche di incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili è stranamente, per un paese come l'Italia, studiato in una maniera tale che non consente le speculazioni, per cui i primi promotori delle comunità energetiche rinnovabili dovrebbero essere i comuni, soprattutto i piccoli comuni, e cominciamo ad avere già alcune realizzazioni pratiche che dimostrano la bontà di queste iniziative. Per esempio, la comunità energetica rinnovabile di Piazza Medaglia Miracolosa al comune di Cagliari, dove in una zona, per chi non conosce Cagliari, Piazza Medaglia Miracolosa è nel quartiere di San Michele, okay? Dove stiamo parlando di edilizia convenzionata, quella che si chiama edilizia popolare, ok? Quindi edifici di proprietà del comune, dove in copertura è stato realizzato un impianto fotovoltaico, il comune si è fatto carico di sostituire gli impianti di riscaldamento e climatizzazione di quegli edifici mettendo pompe di calore, che quindi sfruttano l'energia elettrica, e quelle persone adesso usufruiscono di energia elettrica gratis. È un sistema di riscaldamento e climatizzazione che gli toglie dalla cosiddetta povertà energetica. Ora non abbiamo il tempo di approfondire, ma vi invito a visitare, a cercare cosa vuol dire povertà energetica. Detto questo, mi sto dilungando troppo, lascio la parola, vi invito a entrare nel sito dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, a scaricare questo documento che contiene sicuramente dei dati molto interessanti per tutti. Grazie. Grazie. Ciao a tutti e grazie per volerci ascoltare. Innanzitutto ringrazio chi mi ha preceduto perché mi ha fornito qualche assist veramente importante per cercare di introdurre un discorso ed evitare la solita banalizzazione di chi è a favore, di chi è contro, di chi è per il sì e chi è per il no. Perché spesso diciamo che per semplificare si tende a creare due fazioni opposte che si detestano e si odiano. In realtà non è assolutamente così. E vorrei partire da un concetto fondamentale, che è quella che è l'anima originaria delle fonti di energia rinnovabile, che è nata per contrastare quella che ovviamente tutti voi sapete come crisi climatica. Da tempo ormai si parla di questo, nessuno si permetterebbe mai di negare questa evidenza, ma spesso capita che in una società dei consumi come la nostra, in cui il capitalismo la fa da padrone, spesso le catastrofi reali siano strumentalizzate per far sì che ancora una volta da un'opportunità di sviluppo di democrazia in realtà siano sempre i soliti pochi a dover guadagnare sulla pelle degli altri. Questo è successo durante la pandemia, dove un disastro naturale virale è stato in qualche modo fagocitato dal grande capitale per dividere ancora di più chi ha nulla e chi ha tutto, e così sta capitando adesso per la crisi climatica, dove una possibilità di restituire vita a questa terra e a chi la abita si sta traducendo in un disastro totale, in cui il grande capitale che prende in mano la situazione e dopo aver causato il disastro che ha causato pensa di poterlo risolvere sulla pelle dei popoli.
È questo quello che sta succedendo, è questo che noi stiamo contrastando oggi. Le fonti di energia rinnovabile nascono con un principio fondamentale, che è quello della generazione diffusa, che si contrappone in modo imponente a quella che è stata la logica delle fonti fossili, padronale, verticale, oligopolistica, quindi poche centrali, grande, dove si produce energia, dove si produce inquinamento, e poi l'energia attraverso dei cavi di trasmissione con grande dispersione e quindi poca efficienza si distribuisce alla popolazione, che non solo ne subisce gli inquinamenti e con tutte le conseguenze anche per la salute ambientale e umana, ma deve addirittura pagare per questo. Quindi l'opportunità fallita della transizione energetica, per come si sta compiendo, perché non è pianificata, non è gestita, ma è imposta, è nelle mani di pochi, dei soliti pochi che comandano il mondo, è questo. Noi chiediamo che questa transizione sia un'opportunità di democrazia energetica, per contrastare la povertà energetica e per far sì che questa transizione sia veramente a favore dell'ambiente e non a favore dell'economia. Come si è tradotto il principio europeo di localizzazione della produzione nel luogo di consumo e quindi comunità energetiche, come diceva poc'anzi l'ingegnere? Come si è tradotto l'immagine del prosumers, ovvero produttore e consumatore, l'autoconsumo collettivo? In che cosa si è tradotto? In nulla di fatto, perché il sito, quello spaccato della rete di connessione del sistema di trasmissione Terna, che vi è stato mostrato poco fa, che mostra a dicembre del 2024 circa 53 gigawatt di richiesta di allaccio alla rete di connessione nazionale Terna, è vero che è un'occupazione virtuale della rete, ma è un'occupazione che di fatto per diverso tempo occupa degli slot fondamentali che adesso potevano essere già utilizzati per soddisfare l'autoconsumo collettivo e quindi una transizione a favore dei popoli, perché la crisi climatica è una manifestazione del grande problema mondiale, quello da cui derivano le guerre, la violenza, l'accaparramento di terre, il land grabbing e tutti gli orrori che stiamo vivendo in questo periodo. La crisi climatica è una di queste manifestazioni. Di quale problema essenziale? Un problema di democrazia mancata a livello globale. E quindi le fonti di energia rinnovabile potevano essere sì una soluzione per la crisi climatica, ma essere sì dal basso di una soluzione per la crisi democratica, facendo sì che l'energia sia prodotta da chi effettivamente la consuma e non dai grandi players che si stanno presentando in Sardegna e stanno occupando quella rete di richieste. E quindi la transizione, la possibilità di salvarci è impedita proprio da quel sistema capitalistico che questo governo con queste normative abominevoli sta favorendo. 6.000 miliardi di alberi erano quelli che 12.000 anni fa abitavano questa terra. Adesso siamo esattamente alla metà, 3.000 miliardi. E 2.000 miliardi di questi sono stati eliminati a partire dalla rivoluzione industriale fino ad oggi. E vi voglio leggere 2 parole del professor Mancuso per farvi collegare perfettamente che la crisi climatica dovuta principalmente alle emissioni di CO2 è legata altrettanto al consumo di suolo e all'abbattimento delle foreste. In Europa la foresta primaria è stata totalmente rasa al suolo in questi ultimi secoli. Bene, nello stesso periodo in cui noi iniziavamo a produrre tutta questa anidride carbonica, tagliavamo anche tutti gli esseri che avevano la capacità di bloccare l'anidride carbonica, cioè di riassorbirla dall'atmosfera, gli alberi. Quindi l'attuale problema del riscaldamento globale ha una doppia origine. Certamente i gas climalteranti prodotti dall'uomo, dalla rivoluzione industriale ad oggi, ma altrettanto forte è la straordinaria riduzione del numero degli alberi sul pianeta, che prima assorbivano l'anidride carbonica. Bene, io vi cito solo un progetto dei tanti progetti nefasti che stanno presentandosi in Sardegna. Il progetto di un'area boschiva vicino alla terra dove io vivo, la Gallura, Telti. 11 aerogeneratori che promettono di produrre tantissima energia, salvo poi andare a verificare che in situ non c'è un anemometro per lo studio della rilevazione del vento, e i dati che sono stati forniti appartengono alla Puglia e non alla Sardegna. Pensate con quale superficialità Enel Green Power viene qui a presentare i suoi progetti. Sapete qual è il numero di alberi, di querce secolari che devono essere abbattute?
per far sì che 11 aerogeneratori non emettano CO2? 1300 querce. Vi sembra una cosa logica questa? Vi sembra possibile salvare la Terra distruggendo la Terra? Noi chiediamo rispetto dell'ambiente, ne vogliamo essere promotori e vogliamo sì che la questione democratica mondiale possa essere risolta a partire dalla questione democratica energetica locale. Vogliamo produrre l'energia che consumiamo e quindi se dobbiamo attraversare questo processo di transizione step by step, le prime cose che dovremo vedere nascere sono i fotovoltaici sui nostri tetti e non il suolo occupato da mega impianti industriali, perché la logica iniziale era proprio quella di ridurre le mega centrali e far sì che la generazione di energia fosse diffusa, democratica, per combattere sì la povertà energetica. Cosa significa? Che le bollette i vostri genitori le pagano di meno e vi mandano fuori a studiare, vi mandano fuori a viaggiare. Questo significa opportunità per tutti e la giustizia ambientale deve essere vista con occhio globale, perché non è possibile che il minerale estratto per la produzione di queste fonti, che attualmente ancora non sono totalmente green, perché per produrre le necessarie emissioni di CO2, vengano estratte da paesi lontani. Io lavoro in un'associazione umanitaria e di diritti di popoli ne conosco abbastanza e ne so abbastanza per potervi dire che noi non ci possiamo sentire a posto con la coscienza pensando di emettere meno CO2 perché produciamo rinnovabile, quando quelle fonti sono prodotte dal minerale estratto in Congo, dove c'è lo sfruttamento del lavoro minorile, dove c'è un disastro ecologico e umanitario. E quindi bisogna fermare un attimo le bocce e pensare, la transizione sì è necessaria, ma è necessaria con grande pianificazione e spirito di partecipazione. La crisi climatica è frutto di una crisi democratica, non possiamo affidare al grande capitale antidemocratico la soluzione di questo problema, perché lui è che lo ha generato e lui non lo potrà risolvere. Lui, il capitalismo del catastrofismo, così mi piace chiamarlo, sta semplicemente approfittando di una catastrofe, il cambiamento climatico, ancora una volta per fare più profitto e per ridurci in schiavitù. Non saremo sovrani né in termini energetici, né, come diceva prima Maurizio, in termini alimentari. E quindi non c'è una contrapposizione, c'è una riflessione da fare e vedere tutte le conseguenze, vedere tutta la filiera, dall'estrazione fino allo smaltimento di queste fonti. Non può esserci un sistema industriale di fonti di energia rinnovabile, può essere solo a generazione diffusa. Il primo step deve essere questo, altrimenti l'emissione di CO2 tenderà ad aumentare. Dal 2010 al 2023, questi sono dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, è aumentata tantissimo l'installazione delle fonti rinnovabili, eppure del 20% dal 2010 al 2023 sono aumentate le emissioni per la produzione delle stesse di CO2. Quindi capiamo bene che se non ci si ferma e non si adotta una logica nel rispetto di tutti, dell'ambiente e dei popoli, non ci sarà nessuna salvezza, e questa è l'ennesima transizione compiuta sulle spalle dei popoli a favore di poche multinazionali, di poche società. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Il tema dell'energia è caldo, vero? Si vede un pochino anche da qui, vero? Ci infoghiamo un pochino, bisogna dir la verità. Allora, io sono venuto a partecipare a questo dibattito perché è organizzato da una scuola, altrimenti sarei andato a finirmi di potare i miei 4 filari di Cannonau a San Luri sabato mattina. Bravo. No, guardate, no. Ragazzi, siccome mi rendo conto che è un tema davvero caldo, incandescente, quindi scusatemi per abbassare un po', no? Per sdrammatizzare un po'. Quindi, perché mi fa piacere poter dire la mia in maniera tale che anche voi possiate farvi la vostra opinione, che poi all'uscita sarà diversa dalla mia e da quella degli altri 5 partecipanti a questo dibattito, è sicuro questo, no? Poi la cosa difficile è fare sintesi. Innanzitutto sono perfettamente d'accordo con voi, alla fine le distanze sono probabilmente molto minori di quelle che possono apparire. Il dibattito era intitolato qualcosa come energia in Sardegna, transizione o speculazione. Guardate, mi dispiace dirlo, ma mi sembra di capire che in realtà qui
non c'è tutta questa contrapposizione. Ci avete sentito un po' tutti, no? In realtà il problema è che tutti quanti più o meno concordiamo, no? sul fatto che bisogna andare in una certa direzione. Il problema è come farlo. Davvero, a me non piace questa cosa, la contrapposizione. Qui sembra quasi una partita di calcio, no? Ci sono le due squadre, c'è l'arbitro, ci sono gli spalti, gli spettatori, insomma, ci manca solo il Fantenergia e siamo a posto. Però, a me quindi, se chiedete sei a favore della transizione, non posso che dirvi di sì, ma davvero convintamente, non sto qui a ripetere per quali motivazioni, ma le ragioni sono economiche, sono ambientali, sono di indipendenza energetica dall'esterno, dall'estero, perché le fonti fossili comunque vengono da altri paesi, vengono estratte dal suolo con tante implicazioni ambientali, hanno dinamiche di prezzo che certamente non controlliamo per niente noi. Gli impianti a fonte rinnovabile, è vero che anche questi in gran parte acquistiamo dall'estero, però tutto sommato una volta installati possono funzionare per 20-30 anni senza richiedere altri investimenti e altre risorse economiche. Quindi io davvero ricette non ne ho, però io vedo una strada tracciata, davvero io non mi so immaginare fra 30-40 anni, davvero io non me la immagino, fra 30-40 anni una Sardegna che sia ancora dipendente per il 75% dalle fonti fossili. Io davvero non ci credo perché il mondo è sempre cambiato, le transizioni, i cambiamenti li abbiamo sempre avuti. Nel campo dell'energia siamo passati dall'usare la legna a usare il carbone, dal carbone al petrolio, dal petrolio al gas naturale, poi dalle fonti fossili passeremo alle rinnovabili, ma anche negli altri settori è stato così. Chi è che coltiva più il grano con le stesse tecnologie di 100 anni fa? Fra 30 anni, 40 anni probabilmente coltiveremo i nostri campi in maniera assolutamente diversa. Io credo che questo però del cambiamento sia un treno che non possiamo permetterci di perdere, non tanto per me quanto per voi, per i miei figli che hanno la vostra età. Quindi davvero i cambiamenti ci sono e ci saranno sempre. Si tratta di trovare in qualche modo il modo per mettere d'accordo, no, le opposte esigenze. Si è parlato di comunità energetiche rinnovabili, ma benissimo. Ma figuriamoci chi è che potrebbe essere contrario. Io la settimana prossima andrò a visitare un punto in cui stanno proponendo di realizzare a San Luri una comunità energetica rinnovabile. Ben venga, però faccio presente che per ora le comunità energetiche rinnovabili possono dare un piccolissimo contributo, ce ne sono 170 operanti in Italia, e tutte di piccolissima taglia. La media è 30-40 kW, quindi ben vengano, certo che sì, però se volete fare una comunità energetica rinnovabile per alimentare un comune di 6-7 mila abitanti, c'è poco da fare, vi servono 7, 8, 10 ettari da trovare da qualche parte. E permettetemi poi, comunque è bellissimo avere l'impianto sopra il tetto, io ce l'ho, ho un termico, un fotovoltaico e me lo posso gestire da solo, ma un impianto di una certa taglia va realizzato e gestito da qualcuno, e anche i finanziamenti servono, fermatemi quando... quindi servono anche i finanziamenti per fare questo. Certo che possiamo andare a sviluppare altri strumenti, possiamo provare a sviluppare strumenti di compartecipazione. L'altro ieri leggevo che nel Regno Unito è stata lanciata da parte di una società privata, certo, una proposta di compartecipazione ai cittadini di una determinata zona per acquistare una quota parte di un impianto eolico. Quindi chi vuole può investire in quell'impianto per ottenerne degli utili e per quindi in qualche modo sentirsi partecipe di quella che è la produzione di energia in quella zona. Quindi
si possono individuare degli strumenti, però guardate, se davvero vogliamo intraprendere quella strada che sarà lunga, scordatevi che domani nel 2030 potremo avere tutti quegli impianti realizzati, ma neanche io non credo, neanche i 6,2 gigawatt famosi, no, del decreto Areidone che sono stati assegnati alla Sardegna, ma non riusciranno a essere realizzati. Dal 2000 al 2024 la Sardegna ha autorizzato 1 gigawatt, quindi non ci credo per niente che verranno fatti 6 gigawatt da qui al 2030. Se vogliamo intraprendere quella strada, che ripeto sarà lunga, per forza bisogna andare verso le fonti rinnovabili. Se vogliamo decarbonizzare il sistema, c'è poco da fare. Non possiamo dire di voler accettare la transizione energetica senza accettare che si realizzino impianti eolici e fotovoltaici. Ben vengano tutte le altre fonti, certamente l'idroelettrico però è abbastanza saturo in Sardegna, non ci sono tanti spazi per realizzare nuovi impianti. Qualche mini idro va benissimo, si potrà fare, ma non più di tanto. Agrivoltaico sì, ma solo se davvero dimostrerà di potersi integrare con l'agricoltura e di dare benefici al sistema agricolo. L'idrogeno, di cui si sente parlare spesso a sproposito, ma va benissimo l'idrogeno, ma l'idrogeno è un vettore energetico, qualcosa che deve essere prodotto dalle fonti rinnovabili, cioè dall'eolico e dal fotovoltaico. Il surplus di produzione dagli impianti eolici e fotovoltaici può essere in parte dedicato alla produzione di idrogeno. Non ci può essere una transizione energetica con lo sviluppo delle rinnovabili se non parallelamente investiamo nell'infrastruttura elettrica, rete e accumuli. Non esiste altrimenti. Così come non può esistere transizione energetica senza realizzare i collegamenti col resto della rete elettrica nazionale, leggi Tyrrhenian Link, c'è poco da fare. Così come, vista l'intermittenza delle fonti rinnovabili, è inevitabile che il surplus della produzione energetica che eventualmente si realizzerà in Sardegna venga in qualche modo esportato. Non stiamo parlando di esportare 10 volte l'energia che consumiamo, ma un surplus è inevitabile che possa essere esportato. Ma scusate, l'energia non è che sia poi molto diversa dalle altre merci. Perché non si può? Perché deve essere un tabù quello di poter in qualche modo esportare una quota a parte del surplus energetico della Sardegna? Quindi davvero, insomma, io credo che la strada sia sostanzialmente quella, e siamo anche tutti abbastanza d'accordo. Insomma, il cambiamento climatico, davvero ci vuole veramente un grosso coraggio per negarlo. Quindi si tratta probabilmente di riuscire a sedersi anche intorno a un tavolo, perché no, e cercare di trovare poi delle soluzioni che siano certamente pragmatiche e in qualche modo condivisibili. Però guardate, a mio avviso la strada è quella, la strada è tracciata, quindi dobbiamo magari cercare di arrivarci con un pochino di pragmatismo in più, ecco. Poi magari potremo approfondire più avanti. Grazie. La fila 6 e 7 che la vedo abbastanza agitata oggi. Aspettiamo un attimino, così ci ascoltano tutti. No, ma ci mancherebbe, adesso poi gli spieghiamo perché siamo qui. Appena il ragazzo con la maglietta azzurrina. Oh, ecco, stavamo aspettando te. Perché, riprendendo quello che diceva il professor Cocco, non siamo qui perché ci avanzavano un paio d'ore, no? E poi perché un avvocato? Perché viene un avvocato a parlare di speculazione energetica? Perché stiamo parlando dei vostri diritti che voi in prima persona dovreste difendere, e allora dobbiamo parlarne in maniera tale che poi possiate anche decidere di non ascoltare. Poi la fila 6 e 7 non sanno che lunedì verranno interrogati su questo, ma avevano detto di non dirlo, però glielo dovevo dire. Quindi dicevo che su questi diritti vi dovete innanzitutto informare voi,
perché prima, per esempio, la dottoressa Battaglia, forse è stato un lapsus, ma parlando di diritti e valori, ha detto dobbiamo salvaguardare l'economia e l'ambiente. No, non è così. Dobbiamo salvaguardare l'ambiente e creare un'economia compatibile con la tutela dell'ambiente, altrimenti c'è un problema. Come si chiama questo problema? Speculazione. Perché se non ci fosse la speculazione non saremmo qui oggi. E perché c'è la speculazione? Qualcuno ha parlato di strada tracciata. È il problema. Tracciata da chi? L'hanno tracciata i sardi? No. Nessuna delle persone che ha parlato qui ha il benché minimo potere di deviare quella strada, se esiste. E perché non si può deviare? Perché è calata dall'alto, diretta dalla regione Sardegna, ma nemmeno. Non è nemmeno la regione Sardegna. C'è qualcuno che tanti anni fa ci convinse che l'energia elettrica a carbon fossile fosse la modernità. Ci dissero: installate queste centrali che sono utili e che vi fanno bene. Ma ancora prima disboscarono le foreste sarde dicendo: faremo il treno, una grande modernità. E effettivamente fecero il treno in Lombardia. Noi ci mettiamo 4 ore a Sassari Cagliari. Stiamo ancora aspettando quella promessa. Non l'hanno mantenuta. Allora direte: perché ancora ci sono queste industrie al carbon fossile? Perché i sardi le vogliono? No. Lo Stato italiano decise che andavano convertite in tutta Italia. E infatti, in tutta Italia sono state convertite. In Sardegna? No, perché non è stata finanziata la riconversione. Quindi vedete che quella strada tracciata non è tracciata dai sardi, sempre tracciata da qualcun altro, sul vostro futuro, sulla vostra pelle, perché oggi siete seduti qui, ma domani potreste essere da questa parte, su qualche altra battaglia, perché attenzione, le scorie nucleari dove le devono portare? Provate a indovinare. In Sardegna, è semplice. Perché le scorie nucleari, come tanta merce, può essere trasportata, non c'è differenza, scorie nucleari e energia elettrica. E quindi la strada tracciata, andiamo tranquilli come dei treni. E quindi qual è il punto? È che c'è un grande errore di parallasse. Voi dovreste sapere cos'è l'errore di parallasse. C'è un problema di punti di vista, perché a seconda di come guardiamo questo problema viene fuori magari una risposta diversa. Quindi bisogna capirsi su qual è l'obiettivo principale, perché se l'obiettivo è l'economia siamo sulla strada giusta. Ci sono tanti speculatori. Per esempio, tiriamone fuori una a caso che mi viene in mente così. Una società voleva andare in una scuola come voi, come la vostra, a parlare di energia pulita. Era una società controllata da un'altra società che si chiama JP Morgan e ci voleva spiegare come tutelare il territorio e salvare il pianeta. Poi voi andate su internet, controllate, questa società investe 28 miliardi in armi nucleari. Ok? Quindi vuole creare le armi nucleari e fare il fotovoltaico per salvare il pianeta. Non è l'unica, anche in Sardegna investono, anche in Emilia Romagna, gruppo Piper, 480 milioni, armi nucleari. Siccome l'investimento è poco, metteranno il logo Piper in una testata nucleare quando la stanno sganciando e così poi la vedremo tutti. E adesso faccio anche un po' di ironia per cercare di sdrammatizzare, però vi dovete porre delle domande, e cioè, fatta questa grande transizione, in Sardegna spegneremo le centrali a carbon fossile? No, non si possono spegnere. E perché? Perché lo dice l'avvocato? No, fosse per me le chiudere subito. Lei dice, la tecnica. Dice, no, non possiamo chiudere. E perché? Dobbiamo dare stabilità al sistema. Ma come? Non basta il fotovoltaico, l'eolico. No, perché mi dice questo tecnico, non io, io non capisco niente di questo. Però mi dice, no, perché l'eolico e il fotovoltaico non è programmabile. E invece noi per dare stabilità al sistema dobbiamo avere anche fonti programmabili. E quindi dobbiamo tenerci. Ma allora di cosa stiamo parlando fino ad ora? Tutto questo ragionamento siamo punti a capo. Quindi qual è il problema? Il problema è che questa grande transizione energetica, al posto di essere stata discussa, adesso arriviamo un po' di diritto, lo tocchiamo piano
perché è anche un po' complesso. Abbiamo detto, i sardi non decidono niente, gli oristanesi sul proprio territorio non comandano niente. Noi saremo a Mogorella nel pomeriggio perché dei pastori hanno scoperto che li stanno espropriando i terreni. Quindi privati che espropriano i terreni privati per fare soldi privati, non pubblici, privati. Quindi ritorniamo, facciamo un passo indietro. La più grande transizione epocale, voi direte, è stata decisa con delle leggi? No, è stata decisa con atti aventi forza di legge, decreti. Quindi il Parlamento non ha discusso e ha delegato al governo. 5-6 persone hanno deciso come, quando affrontare una transizione energetica. Ma in realtà uno di questi, il primus inter pares, si chiamava Draghi, decise che il Tyrrhenian Link doveva farsi in Sardegna, punto e basta. E cos'è questo Tyrrhenian Link? Abbiamo detto che l'energia la produciamo in Sardegna e ce la teniamo noi. Abbiamo detto che la pagheremo meno? Non la pagheremo meno. Un surplus verrà esportato, è vero. Ecco, il Tyrrhenian Link serve per esportare l'energia. Quindi la prima norma che è stata emanata dal governo italiano sulla transizione energetica riguardava la costruzione del Tyrrhenian Link, in maniera tale che se per caso noi avessimo prodotto energia, comunque avevamo anche il mezzo per trasportarla. Perché questo? Perché se noi non abbiamo un mezzo per trasportare e accumulare l'energia, viene meno quello che si chiama interesse pubblico. Quindi abbiamo interesse pubblico a realizzare la transizione energetica, profitto privato. Ok? Quindi il privato lucra su qualcosa che in teoria dovrebbe servire a tutti. Perché dico in teoria? Perché dice bene il professore, non tutti i progetti verranno approvati. È anche vero che Terna riceve le domande e punto e le registra. Ma chi l'ha stabilito questo? Non è che per caso c'è una legge? E non è che per caso la legge si può cambiare. O sono leggi immutabili, sono leggi della fisica. Sono leggi della fisica classica. Poi anche quella è entrata in crisi, mi sa. Perché andando un po' a fondo, se andiamo a vedere, il mondo subatomico non è poi così deterministico, anzi mi sa che è diventato probabilistico. Questo guardatevelo perché è molto interessante, perché vale in tanti campi questo aspetto. E quindi dicevo, se manca l'interesse pubblico, le opere non si possono realizzare. E allora abbiamo il Tyrrhenian Link, ma è stato costruito? No. Non ce l'abbiamo il Tyrrhenian Link. Quindi si stanno costruendo degli impianti e ancora non c'è l'infrastruttura per accumulare e trasportare l'energia. Ok? Quindi, e questo è un problema però, perché se l'interesse pubblico è il trasporto, l'accumulo, c'è un problema. 6,2 gigawatt, chi l'ha deciso questo numero? I sardi avranno detto, vogliamo produrre 6,2 gigawatt? No, perché i sardi dovrebbero decidere, chi l'ha detto? Allora, questo è stato raccontato da un assessore, non faccio nomi, l'assessore Cani. L'assessore Cani ha detto che sei andata a Roma, perché c'era il decreto Pichetto-Frattin, per discutere un accordo sulla produzione da parte della Sardegna da fonti rinnovabili. Ho detto, ma com'è andato? Benissimo, ce l'ho detto così o così. 6,2 gigawatt, perché altrimenti potrebbe essere ancora di più. Quindi ritorniamo al problema di prima, no? Noi non siamo contro la transizione energetica, ma la strada, chi ce la sta tracciando? E quella strada è la strada che vogliamo percorrere noi. A Oristano devono comandare gli oristanesi o dobbiamo far vedere JP Morgan e decidere dove voi volete giocare e cosa voi volete mangiare? Perché poi in tutto questo discorso di grandi cambiamenti, dove l'economia viene prima dell'ambiente, avete mai pensato o sentito qualcuno che parla di cambiare un modello produttivo o un modello, uno stile di vita? Perché noi siamo in un treno e stiamo andando a scontrarci contro un muro. La produzione, la sovrapproduzione di merci, che poi porta al trasporto di merci,
a dover riciclare la merce, e anche lì produciamo sempre CO2 quando sovrapproduciamo, quando poi smaltiamo. Se è vero, ed è vero, che questo mondo ha risorse limitate, un modello produttivo basato sul consumismo, sullo spreco, sull'inutilizzo, sull'obsolescenza programmata, ha senso? Di questo non ne parla nessuno. Perché noi potremmo anche riempire tutta la Sardegna di pannelli fotovoltaici. Ma se non ci rendiamo conto che dobbiamo prendere un'altra strada su tutto, non solo sulla produzione di energia, su tutto. Perché c'è una parte del pianeta che ha l'80% delle risorse e un'altra che litiga e lotta per il 20%. E poi però di quell'80% la metà viene buttata. Ma per produrla abbiamo speso CO2. Di questo non ve ne parla nessuno. Perché? Perché se cambiate questo modello, la finanza che fine fa? Se noi cambiamo un modello produttivo, capitalistico, consumistico, la finanza cosa ci guadagna? Non vi sponsorizzeranno mai questo. Vi possono sponsorizzare che il pannello fotovoltaico è bello e anche la pala eolica è bella. Fra 20 anni, quando saranno obsolete, la tecnologia è andata avanti, dovremo rismontare tutto, reinstallare tutto. Adesso parlo due cose su una legge e finisco. Quindi abbiamo detto la più grande transizione energetica disciplinata con decreti di 7 persone. Ma noi sardi avevamo la possibilità di dire qualcosa? Sì che avevamo la possibilità. E noi l'abbiamo fatto. Abbiamo raccolto 211.000 firme per dare una nostra proposta alla transizione energetica. Però, quella proposta non andava bene. E allora è stata fatta un'altra legge. Un'altra legge dove effettivamente si individuano aree idonee e non idonee, ma, attenzione, dobbiamo anche rassicurare gli speculatori, perché con le aree non idonee hanno rassicurato noi. E gli speculatori erano un po' preoccupati. E noi come facciamo? Tranquilli. Articolo 3 di questa legge, possiamo derogare a tutte le aree non idonee. Come si chiamava quell'articolo e si chiama tuttora? Come promuovere, semplificare, accelerare impianti eolici in aree non idonee. A velocizzare, grazie. Lo sottolineiamo. Ok? Quindi c'è un problema. E il problema è che o voi, perché voi fate parte di questo mondo, voi siete in una classe, ma non vivete in un altro pianeta. Perché se pensate che tutto lo dobbiamo fare noi, ragazzi, noi fra poco, magari io fra poco non ci sarò più. La palla ce l'avete voi. No, la palla non è una battuta, la palla ce l'avete voi davvero. Perché quando io avevo la vostra età, per mezzo grado di riscaldamento o per qualche decisione, si faceva occupazione, si facevano valere i diritti. Perché se non lo fate voi, domani non ci sarà qualcuno che lo fa per voi. Per questo è importante che questa battaglia sia vostra, qualsiasi sia la vostra decisione. Potete essere a favore, contro quello che volete, ma dovete prendere posizione, perché chi comanda, comanda, perché voi glielo delegate il comando e il potere. E voi dovete anche saper scegliere a chi delegare. E per scegliere a chi delegare dovete conoscere. E quindi studiare, altrimenti cadrete anche voi nell'errore di parallasse e lo uniamo alla deviazione standard e viene fuori un casino. Ho finito. Grazie. Damiano, un ingegnere che collabora con la Regione Sardegna, ha dichiarato, perché la domanda è stata posta proprio da noi, ma come? Ma se il Tirrenia Link serve per la stabilizzazione della rete, perché abbiamo bisogno del metano? Questo che vi ha appena detto Michele. Perché ha detto che comunque non è sufficiente, perché le fonti non sono programmabili, quindi ci serve il metano. Vi sembra sì o no una contraddizione? E poi il Tirrenia Link ha doppio scambio, quindi non solo la Sardegna che dà al continente, ma mi dite voi, noi siamo tra i meno energivori, ok? Come fanno le altre regioni a darci la loro energia se non gli basta neanche quello che producono? È una contraddizione. E poi volevo solo sottolineare una piccola cosa, ci va benissimo, professor Cocco, che il cittadino inglese possa partecipare, ma questo non può passare per pubblica utilità e non può passare e sorpassare i diritti del popolo sardo. Punto. Grazie.